Mister Furnari, benvenuto a questo primo episodio di Maestri di Sicilia. Abbiamo scelto di partire da te, che hai fatto un percorso d'eccellenza in questa stagione. Sei ormai uno degli allenatori più affermati a livello locale e non solo. Intanto ti faccio i complimenti per la stagione che è stata molto lunga sicuramente per te, che ha avuto degli alti, dei bassi, ma che alla fine ha dato forse il risultato che speravi. Intanto grazie per l'invito. Sì, una stagione lunga, anche se per me diciamo, è iniziata tardi, quindi l'ho sentita un po' meno perché sono subentrato a inizio dicembre. Sicuramente abbiamo finito tardi, l'importante è poi avere portato a casa il risultato, anche se concretamente siamo andati secondi e purtroppo abbiamo perso la finale di Coppa ai rigori, però l'importante era conquistare l'eccellenza perché la società appunto aveva investito parecchio per ritornare subito in eccellenza. Mister, partirei con una prima domanda, la definirei concettuale. Qual è un concetto che si può applicare alla tua filosofia di calcio, al tuo stile di gioco, a quello che hai fatto da quando ti sei ritirato fino ad oggi? Ma guarda, io baso molto sui rapporti personali, sui rapporti umani, a prescindere poi dal discorso prettamente calcistico, tecnica, tattica. Fare allenatore è complicato perché devi gestire una rosa di 20 persone, 22 persone, ognuno ha le proprie problematiche, teste differenti, problematiche differenti, devi fare le scelte che a volte vengono capite, a volte no, però secondo me partendo da là tutto può diventare più semplice. Mister, rispetto a quando hai iniziato ad allenare, secondo te è più facile o è più difficile gestire un gruppo oggi? Più sali in Serie D o Eccellenza a vincere, comunque trovi giocatori che fanno quello diciamo di mestiere, quindi sono fra virgolette quasi professionisti e comunque sanno come ci si comporta, hanno solo quell'obiettivo, quindi è molto più semplice. Più scendi, magari mi ricordo i primi anni in prima categoria o anche in promozione in certi contesti dove era il classico diciamo, dopolavoro, quindi venivano con difficoltà, pensieri e quant'altro, naturalmente viene più complicato gestirlo in maniera professionale. Mister, tu l'eccellenza l'hai già vista, l'hai già vinta, sei arrivato alla Serie D. Diciamo, qual è l'esperienza più significativa, sia dal punto di vista positivo o negativo, che ti porti dentro? Il primo passo, che è quello del primo campionato vinto con la Messana, che è stato la prima gioia, quindi quella, come si dice, il primo amore non si scorda mai, no? Ma è normale che gli anni più belli siano stati i 2 anni col Città di Messina, dove abbiamo vinto un campionato di eccellenza in maniera strepitosa, e poi l'esperienza in Serie D. Io all'epoca ero il quarto anno che allenavo, quindi ho fatto prima promozione, eccellenza, Serie D, tutte in fila, quindi mi sono ritrovato in un campionato semi-professionistico e sicuramente le esperienze, avere giocato a San Nicola di Bari, contro i giocatori che hanno fatto la Serie A, sicuramente sono state emozioni particolari e ogni anno io traggo qualcosa sia in positivo che in negativo. Quella peggiore in negativo sicuramente è stata quella della Ionica 2 anni fa, ma non tanto per il risultato, perché quello ci può stare, ma appunto per la tipologia di rapporti con la società che ho avuto, che insomma non credo che si siano comportati bene nei miei confronti, quindi ho soltanto questo piccolo rammarico. E proprio dopo quell'esperienza in città c'è stato un calo anche per te dal punto di vista dei campionati, insomma, non sei riuscito più a ritornare ai livelli di quest'anno. Come ti spieghi quel momento? Ma guarda, ero convinto che dopo quell'anno intanto speravo che il Città potesse continuare l'esperienza in Serie D e per quanto mi era stato trasferito dalla società dovevamo continuare insieme. Mi sarei aspettato di trovare delle situazioni subito, immediatamente, invece mi sono ritrovato senza neanche una chiamata. Sicuramente mi ha spiazzato, sono andato a Barcellona in promozione, ho vissuto 1 anno e mezzo bello perché comunque la piazza calda, sicuramente l'ho vissuta male, ero sempre stato convinto che il rettangolo di gioco non mente, quindi ho vinto 4 campionati, se non sbaglio forse 5 più una salvezza in D, però ho sempre difficoltà a trovare lo spazio giusto. Questo spazio può essere col San Frodo dell'Acqua Dolcese, secondo te? Ma guarda, io devo dire che quest'anno da questo punto di vista mi sono riappacificato, è una società organizzata, ha sempre dimostrato una vicinanza al sottoscritto, quello che è stato detto e poi è stato mantenuto sotto tutti i punti di vista, tant'è che comunque a fine di quest'anno ci siamo visti, ci siamo incontrati e se ci saranno i presupposti sicuramente potrebbe essere un punto di ripartenza, perché ripeto l'aspetto umano è stato molto piacevole, quindi
È un'esperienza che mi è piaciuta, ho potuto lavorare nella massima tranquillità 5 mesi. Hai mai pensato di mollare questo lavoro? No, perché mi piace troppo, qualche scelta che ho fatto, per prendermi un anno sabbatico all'Atletico Messina qua in promozione, con amici, con persone che conoscevo, cioè, perché magari avevo necessità di quello. Quest'anno ho riassaporato il piacere comunque della vittoria, anche se è una vittoria particolare. Qualche domanda me la sono fatta pure io, perché ho un percorso abbastanza ricco di successi, poi da là in poi un po' meno. È piacevole, mi mancava e ne avevo bisogno di tornare di nuovo a assaporare il piacere della vittoria. E che cosa ti aspetti per il futuro? Ho smesso di sognare, diciamo che spero di trovare società come quella che è stata quest'anno, quindi la San Fratello Acquedolcese, dove posso lavorare, dove mi posso divertire, dove si può fare bene, dove penso di aver dimostrato in questi 10 anni di allenatore che tutto quello che ho fatto io, non io, quando parlo io, società, squadra, staff, l'abbiamo sempre fatto in situazioni in cui non eravamo la squadra favorita, in cui non dovevamo vincere per forza, in cui eravamo retrocessi in Serie D già a dicembre per molti, quindi alla fine la dimostrazione è che con un gruppo di ragazzi e con il lavoro, quello giusto, si possono ottenere risultati. C'è una persona o delle persone che lungo tutto questo percorso di allenatore ti hanno aiutato anche nei momenti brutti, nei momenti in cui diciamo non era facile andare avanti? Sì, decisamente. Io ho avuto la fortuna di incontrare il direttore Angelo Alessandro Alcamaro quando abbiamo vinto il campione di promozione. Lui è un grande professionista, quindi ho tratto beneficio di questo rapporto che poi si è cementato, si è ritrovato l'anno dopo a Città di Messina, facendo 2 anni fantastici, 1 anno e mezzo lì, verso novembre-dicembre fu mandato via, poi esonerato. Tuttora ci sentiamo, tuttora ci confrontiamo, quando ho necessità, bisogno di consigli o di parole di conforto, ci ascoltiamo e ci confortiamo a vicenda. Devo dire grazie, perché in certe situazioni in passato, in queste realtà, si è sempre speso per me, e anche dopo, anche quando non lavoravamo insieme. Mister, per chiudere, se potessi dire qualcosa al Peppe Furnari che ha iniziato la carriera di allenatore più di 10 anni fa, Peppe Furnari che si affacciava per la prima volta dopo un lungo percorso da calciatore a questo ruolo così delicato di tecnico, che cosa gli diresti? Alla fine io credo di avere dato, ma per natura sono così, sempre il massimo, difficilmente mi arrendo, comunque cerco sempre di combattere anche nelle situazioni un po' difficili, mantenendo sempre la mia onestà integrale, quindi cercando di non cambiare troppo quello che sono. E anche il fatto di avere preso tutto con molta umiltà, perché comunque ho sempre fatto un passo dopo l'altro senza fare voli pindaci, senza un passo alla volta, mettendomi sempre alla prova, sapendo ripartire anche da situazioni, come dire, importanti, ripartire di nuovo dal basso. Non ho da dire nulla, perché anche il momento più bello, dove magari ho vissuto, come dicevo io, i sogni, magari speravo di poter fare un percorso differente, sempre a crescere. Comunque è stato bello vivere quegli anni con quei sogni, con quei pensieri, quindi penso che forse potrei essere un po' più malleabile in certe situazioni, in certi contesti, però ho sempre poi scelto il mio modo di pensare, perché comunque alla fine non posso andare contro la mia natura.